monti e non faccio ostaggi. Non è da tutti esibirsi all'Arena di Verona e per i Litfiba il fatidico momento è arrivato. Piero Pelù e Ghigo Renzulli concluderanno il loro ultimo tour proprio nello storico anfiteatro romano il 1° maggio. Sarà un concerto così diverso dagli altri che hanno scelto di presentarlo a Venezia secondo la formula del meet and greet, cioè incontrando e salutando i propri fans, che possono stare tranquilli, nonostante la brutta caduta il 13 aprile scorso dal palco di Treviso, e il Diablo Pelù è pronto a dare spettacolo. Sicuramente sì, è un concerto importante, poi stampelle permettendo e crociati permettendo, speriamo che vada tutto bene. Noi anche quando siamo nel momento più incredibile, vedi, si barcolla ma non si molla mai. Dicevamo un concerto speciale, quello del 1° maggio a Verona, con tanti pezzi d'annata da ascoltare finalmente dal vivo. Per l'occasione c'è una scaletta particolare, abbiamo ritirato fuori anche qualche canzone che da un bel pezzo che non risuonavano più. Regina di Cuori, cose del genere, grandi successi nostri, però che in questo tour abbiamo... Suonando a Verona, che è la città di Giulietta e Romeo, era importante tirare fuori anche una canzone di Regina di Cuori. No, ma poi ci sono anche, che so, Goccia a Goccia, proprio vecchi cavalli di battaglia che non suoniamo da tantissimi anni, quindi è una scaletta proprio dedicata alla serata di Verona. Ma realtà, cronaca, politica fanno sempre più parte della poetica Litfiba, la dice lunga l'ultimo disco, Grande Nazione. Quando vivi sempre in una mischia, preparati a prendere calci, pugni e botte. È un disco dedicato anche all'Italia, al nostro paese, al nostro popolo. Ribadisco, un grande popolo, un grande paese. Io sono molto fiero di essere italiano. E grande nazione comunque è giusto. Siamo una grande nazione, con tanti problemi, però con una grande nazione. Ed è il mondo del lavoro in particolare ad interessarli. Ai loro concerti hanno già invitato dei cassintegrati e a Verona aspettano gli operai della Vinyls. Io un anno fa li ho sentiti quando erano in cima alla gru, insomma, quando erano a 140 metri d'altezza e erano veramente disperati. Io gli ho detto: io non ho nessuna formula per voi, però vi posso consigliare solamente di cercare di mettere, in qualche modo, di raccontare la vostra storia attraverso la scrittura di un romanzo, oppure uno spettacolo teatrale, oppure, che so, delle canzoni. Verona ora ci stiamo mettendo d'accordo, però ci contiamo che vengano, anzi glielo diciamo anche ufficialmente così: vi aspettiamo a Verona, ragazzi. In questa sorta di seconda giovinezza iniziata con la reunion del 2010, i Litfiba stanno rimettendo insieme tante cose. I fans avranno insomma di che divertirsi. Il concerto che faremo a Firenze un po' più avanti ci sarà per quell'occasione, e per adesso solo in quell'occasione una reunion per 4-5 canzoni della storica band dei Litfiba. Giro di notte con le anime perse. Dall'Arena di Verona alle sagre paesane, sulla scena da più di 30 anni, i Litfiba non si sono mai fatti mancare niente ed è davvero buffo il ricordo veneziano saltato fuori dalla conversazione all'Hard Rock Café. Una sagra del Peoccio agli Alberoni, chissà come mai così indimenticabile. A Venezia abbiamo suonato all'inizio della nostra carriera, al Lido di Venezia, ma stiamo parlando dell'82-83, alla festa del Peoccio, al Lido di Venezia. Alla sagra del Peoccio. Alla sagra del Peoccio abbiamo suonato. Avevamo fatto guarda, solamente un EP e un 45 giri, perché avevamo vinto il Festival Rock Italiano. Non era ancora uscita Eneide. È vero, e doveva succedere ancora tutto praticamente, però quella sera ne sono successe di cotte e di crude, anche perché il batterista si prese un'intossicazione da Peocci. Il batterista non se la dimenticherà mai l'esperienza. Tutta la storia è una grassa bugia.
mía, el diablo.